Man's World. Bella raga, ciao a tutti, Documendone Veneziano. Raga, oggi voglio spiegare, visto che me l'avete chiesto in tanti, proprio il titolo con le mod, quali sono, perché certe non le trovate sul forum, ora vediamo magari leggendo qua di capire quali sono le mod ufficiali come dire. Allora, le skin non le consideriamo tipo questa Ghostbuster, ok. Militari cargo e cargo traffic sono praticamente le due per avere lavori con i carri armati e per vederli in strada, ma io le ho tolte, non la consiglio perché non ne sono fatti bene secondo me. Poi c'è Railway Cargo e Railway Cargo Pack, sono traffic e lavori. Stessa cosa ma i treni, questa la consiglio. Eccole qua che si chiama Railway Cargo Pack by Jazzy Cat. E la stessa cosa per il traffico. Poi Realistic Physics Mod versione 8.0.1 by Kakak. Ok, poi qua c'è una skin. Queste qua che non ho messo sono quelle della Romania, RTS 1, 2, 3, non chi se ne frega. Scania, skin come da veneziano, skin della Nintendo, anche queste insomma cioè, queste non le lo trovate su Google, non sul forum. Poi altra importantissima per i lavori in più, Trailers and Cargo Pack by Jazzy Cat 2.2. ok, questa è per i lavori supplementari, le compagnie reali, ste robe qua. Boh. Poi aspetta vabbè, TSM mappa 4.6.1 in 4 file, questa vabbè è chiaro. Poi aspetta, il track shop anche, track shop che sono i neon, quelle stronzate là. X Brutal Environment HD Sound Engine, la L per la grafica migliorata. Euromap in Fairbe per la mappa a colori. JPM TSM 4.5 non mi ricordo che cazzo è, sono sincero. Poi ecco Cabin Light tutte quante i neon. Truck Shop add-on, sempre discorso neon e miglioramenti. Fix Denmark per avere la Danimarca, l'ho tenuto, forse non serve più con la nuova cosa. Poi Mega, ma questa non mi ricordo, onestamente questa non mi ricordo. Poi Improved Weather 1.3 per avere i tipi di pioggia diversi, questa la straconsiglio. Poi queste sono tutte quante tuning, tutte quante sempre per avere le come si dice, i LED, le robe grafiche, anche cab with interior lo stesso. Queste qua sono skin. Winter mode l'avevo provata per la neve, sempre skin, ok. E le ultime due gli interni del Volvo e sempre tuning mod add-on accessori, ok. Allora ragazzi, chiaramente quelle che consiglio io da mettere, quelle che più facili da trovare sono Truck and Trailers. Aspetta, allora riordiniamoli, spero di far capire più che si possa leggere, perché secondo me è più intelligente leggere che sentire il comendone. Ecco, allora le più importanti sono Improved Weather 1.3 per il tempo. Poi Euromap in Farbe, quello che è, spiego bene, per la mappa a colori. Poi X Brutal Environment HD Sound Engine per migliorare la grafica, una super patch. Poi TSM mappa 4.6.1, poi ci sarà quella nuova con 1.9, ma è più facile da trovare. Poi Trailers and Cargo Pack by Jazzy Cat per avere le compagnie reali. Realistic Physics Mod 8.0.1 by Kakak. Railway Cargo Pack Traffic, Railway Cargo Pack Eng per i lavori coi treni. Buono raga, spero di aver di aver dato magari un'idea migliore sulle mod che ho. Un saluto dal Commendone Veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.